Allora, buonasera e bentrovati. Siamo al secondo appuntamento di Libri in Spiaggia, ospitati dal Tennis Club Venezia, come si vedrà nella ripresa. Abbiamo il grande piacere e l'onore di avere un ospite molto famoso e noto a Venezia, Federico Moro, che è drammaturgo, letterato, storico e scrittore e nonché molto esperto di storia militare. Ci intratterrà con il suo ultimo libro, eccolo qui. Non è l'ultimo, ma non è penultimo. È in buona posizione. È in buona posizione. Ecco, Venezia nella tempesta, la crisi della Repubblica, con due date, 1499-1517, evidentemente questo è il periodo critico, e pubblicato da Leg Editore. Federico, in 60 secondi ce la racconta di questa crisi? Riuscire a focalizzare il periodo in cui la Repubblica di Venezia inizia la sua decadenza è una delle attività più difficili per gli storici veneziani. Io l'ho individuato in questi 20 anni, a cavallo tra la fine del 400 e l'inizio del 500, perché qui ci sono due momenti fondamentali. La seconda guerra contro gli ottomani, che fa perdere a Venezia la supremazia marittima nel Mediterraneo, e quindi sconvolge quella che era una certezza plurisecolare, cioè quella del dominio del mare, e poi soprattutto a partire dal 1509 la guerra della Lega di Cambrai, chiamata da alcuni anche la prima grande guerra europea di ogni tempo, quella in cui Venezia affronta realmente tutta Europa da sola. E la cosa più sorprendente e per i lettori così forse più curiosa da scoprire è come la Repubblica affronti con piglio assolutamente certo del successo questo conflitto da sola contro tutta Europa. Il bello è che avrebbe anche potuto vincere, in effetti, se alcune circostanze particolari nelle prime 2 mesi di campagna di questa guerra non avessero cambiato tutte le carte in tavola, a dimostrazione che in questo momento Venezia è realmente all'apice della sua forza, della sua gloria, della sua ricchezza, delle sue possibilità, e che c'è un prima e c'è un dopo, e questi 20 anni segnano questa linea di discrimine. Bene, ti ringraziamo molto e purtroppo, da quel che capisco, questa tempesta porterà ad un naufragio, ma per saperne di più, ecco qui il libro di Federico Moro, leggetelo e incuriositevi e soprattutto acculturatevi sulla nostra storia, sulla storia di questa grande Repubblica, ancora oggi viva. Buonasera. Thank you.